Scatman's World. Bella raga, tutti il comandante Veneziano, siamo già a Rigamonti, Brescia-Venezia dopo la grande vittoria col Pescara. Poi purtroppo sto registrando poco perché sono molto impegnato, però qualcosa devo fare, registro solo 2 partite oggi, però le voglio fare, Brescia e Novara, Brescia quarto, Novara 11º. Col Pescara abbiamo fatto un miracolo, siamo a meno 8, però secondi, vediamo, la squadra ancora non mi convince. In realtà pensavo ho praticamente parlato da solo come una pippa, perché ho registrato l'intervista che avevo fatto, che praticamente ho detto che il Pescara vincerà sicuramente con la SPAL e che noi abbiamo buone possibilità, però non ho registrato, quindi adesso a questo punto le teniamo direttamente a Rigamonti e fanculo, mi sono accorto dopo come al solito. Dai Fofa, non sbagliare, dai ragazzi, su. Vai DH, vai Capone, vai Al, vai Al, vai Al, vai Al, vai Al. Dai Al, dai. Piantina fuori, però aspetta qua, manca qualcosa. No. Cos'è che manca? No. Aspetta. Niente, 0-0 qua, neanche non parlo. No, non questa, quella aspetta, Dio. Ok. Andiamo. Niente, non riusciamo a fare un cazzo, però, cioè, la partita che sta andando via così, Dio santo. Sta calmo, Kuma. Dai, fioi, dai, madonna. A quadro, piantina. Niente da fare, niente da fare. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Attenzione! Gol di Cotrone, non so come! Mamma mia che sbaglio del portiere! Mamma che sbaglio! Mamma l'errore, il Pescara non sta vincendo per il momento. Stiamo calmi, Fie. Stiamo calmi, dai un po' di culo, dai un po' di culo. Dai il culotto cumendiano. Dai Fioi, dai, dai. Oddio, Russotto. Bravo Plizzari, dai Pli. Attenzione, il Pescara vince 2-0, niente da fare. Pescara troppo forte. La lotta sarà con Pescara. Attenzione Cutrone, errore scandaloso del Brescia, ti prego segnamela. Cutrone! 2-0. 16° gol, Fioi. Dai ragazzi, dai. Dai piantina, dai piantina. Cutrone è proprio l'unico che segna, ragazzi. Dai pianta, fallo, non fischiato, va incurato a mare, Dio Cristo. Cutrone come scema, ragazzi. No, Bianchi, brutto errore di Bianchi, ai ai ai. Grande Plizza, mamma il Plizza. Mamma il Plizza, signori, mamma il Plizza. Occhio. (77esimo). Adesso una vittoria importante, cazzo, a Brescia che è quarto. Occhio. Buttala via sta merda. Bravo a quadro, che intervento di acqua, che intervento di acqua. Vai Al, vai Al, vai Al. Cazzo. Dai che manca poco, nessun cambio alla fine. Allora, esce un Ilemark distrutto, entra Pippo Melegoni. E esce Badal, entra Marcone Modolo. Ok. Ed entra Orsolino per il buon Capone. Ok. Anche se ormai è finita. 3 cambi alla fine, perdiamo un po' di tempo. Vai DH. Non perderla, porco, non perderlo. Beh, bello. Questo è un tiro degno di nota del DH.
Attenzione Russotto, brutta questa, gol. Gol del Brescia qua. Vaffanculo a Russotto, state attenti adesso, Mancano 10 secondi, per piacere non prendiamolo. Bravo a Quadro serve sempre, vai Piantina. Il Cutro finisce qua 2-1 pesantissimo, non vinciamo mai tranquilli, però va bene. Bella vittoria, qua arrivano punti importanti. Il Pescara chiaramente vince, no, meno 6 siamo, meno 6, meno 6, meno 6. Ok. Allora. I ragazzi scalpitano se all'inizio siamo fortissimi, è vero, segniamo sempre all'inizio. È stato un tiro eccezionale, sì, onestamente sì. Si è detto che siamo forti. Capone non rispondo. È in gran forma sì, vabbè, Capone, devastante. Molto, molto bene. Facciamo qualche cambio per la sfida contro il Novara al Pierluigi Penzo. Ilemark lo leviamo. Mettiamo Pippo Menegoni. E me lo godo il Pippo. Badalla, una media del 6. Beh, Badalla sta giocando bene per il momento, lo teniamo. Beh, adesso mettiamo Orsolino. Orsolino e Agi perché Piantina mi sta deludendo a sbrega in B, purtroppo. Vai. Proviamoci, proviamoci. Salernitana ha già giocato, ha preso un punto, bene, bene. E Palermo Ternana, Cittadella Pescara, Cittadella è ultimo, penultimo, quindi, beh, insomma. Sarà durissima. Proviamo ad attaccare subito, andiamo raga. Un solo grido si alzerà. Dai Venezia, la 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 la, la la la. Dai raga. Dai, filato il Brescia in vantaggio, subito il Palermo in vantaggio. Il Pescara sta perdendo, attenzione. Il Pescara incredibilmente sta perdendo a Padova contro il Cittadella. Adesso vediamo che lo combiniamo noi. Sarebbe importante vincerla comunque indipendentemente dal Pescara per dare continuità. Vai, vai Garofa che è un grande il Garo. Vai Orso, vai Rick, vai Rick. Il DH per acqua. Vai Orso. DHT. Vai Garofalino, mettila in mezzo per il Cutro che non le sbaglia mai. Queste non le sbaglia mai. Anzi, scusate, Orsolino, grandissimo Orsolino mio. Ma cosa ha fatto Garofalo, signori? Che ha fatto il Garo, signori? Che ha fatto il Garo? Stiamo calmi, ragazzi, gran calma. Però sembra che stiamo un attimo migliorando, Ok, finisce il primo tempo molto molto bene. Ok. Ok, c'è sempre margine per migliorare, solo 1-0. Però Orsolini ha fatto un gran gol, pesante come il culo della Bindi. Vai Agi, vai Agi. A Quadro ammonito da levare, purtroppo. A Quadro 3, madonna il Palermo, ragazzi. Mamma mia, il Palermo dei record. Mettiamo Hilemark. Vai Agi. No, brutto errore, Scogna Miglia la prende, bruttissimo questo errore. Orrendo, eccolo qua il gol, ai ai ai. Mamma mia, grazie. Mamma, grazie, mamma, grazie. Ancora Novara purtroppo. Sta giocando meglio nel secondo tempo il Novara, ne siamo un po' spenti, Non va bene. Gol, 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 gol. Stiamo giocando male adesso, stiamo giocando di merda. Mettiamo Stulak perché il centrocampo è stanchissimo. E rischiamo anche Piantina, rischiamo tutti i cambi. Non ci voleva sto gol subito, però puttana merda. Con tutto rispetto per la merda.
Peccato che il Pescara sta ancora perdendo, Dio madonna. Basta, nel secondo tempo siamo crollati. Dio. Queste cose non le capisco però. Che gol di merda. Quella troia di tua madre. Novara di merda. Persa, persa. Che cioè, non sfruttiamo, ne recuperiamo neanche un punto, Dio Cristo. Beh. Questa è un po' programmata secondo me. Non accetto, sconfitta non l'accetto, proprio in maniera... Dovevo perderla per forza. Vergognoso, vergognoso. Siamo quarti a 22 punti, tutti là. Una vittoria e una sconfitta, ragazzi. Abbandono tutto e vate a farvelo mettere in culo. Buono ragazzi, andiamo, poi dopo posso fare due partite così riesco a caricare più velocemente perché ripeto, in questo periodo sono proprio preso, faccio proprio fatica a registrare. Tante robe da fare, belle, lavoro ma anche robe belle, quindi alla fine positivo. Raga, sotto il comandone veneziano, il Venezia c'è, non c'è, è molto molto dura la Serie B. Ciao!